Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. L'imbucato! È ricominciato! Venite, è arrivato l'imbucato! Che cosa vedo qua? 3 spose, chi sono? Ma quale spose? Le spose, venite qua! Adesso la sposa si veste in maniera più sobria, non è più la sposa con lo strascico, eccetera. Quindi adesso sono le ragazze, a parte che le ragazze non si vogliono più sposare, è vero? Ma chi te l'ha detto a te? Tu e invece lei si sposerà. No, io non mi sposo. Ma no, ti sposi. Guarda che c'è pure il fidanzato, adesso Allora, lasciamola che stupende queste ragazze. Ciao, vita mia. Ciao. Come va? Tutto a posto. Col fidanzato? Una meraviglia. Ah, speravo male. E tu? Tu mi hanno detto che si sposa. Ancora ci vuole. E qui ho il fidanzato, adesso gli estorceremo la promessa di matrimonio. Ma come non se ne parla proprio, ragazzo? Perché in realtà è lei che non si vuole sposare. Esatto. Però vestita di bianco è un'emozione, Sara, di la verità. È un'emozione, però è troppo presto. Scusa, lui è il figlio di Carlo. Lui è il figlio del chirurgo plastico Carlo Pellegrini, che andrò a trovare quanto prima perché ho un po' di cosette da rifare. Tu fammi la racconta. Diciamo che è da rifare tutta. Vieni. Ah, le mie amiche. Ormai siete state catturate. Qua abbiamo la più brava dentista di Cosenza, Maria. Ma tu non ci vieni? Infatti si vede. Ginevra. Mariuccia, non mi dire queste cose. Maria, come mai qui stasera? Perché sono stata invitata da te e da Claudio, perché conosco la tradizione di questo meraviglioso negozio che non si è smentita. Hai comprato qualcosa stasera? Hai misurato? Hai visto? Certo, ho comprato questo bellissimo impermeabile. Stupendo, ma leggerissimo, Claudio, ma guarda. Non glielo rovinare. Sei stupenda, amore. Dimmi. Vieni con me. Guarda che meraviglia. Ginevra, vieni qua. La mamma è là, vieni. Questa è la mia nipotina, pronipotina. Ciao. Ciao, Come stai? bene, Ma hanno detto che domani fai il saggio. sì, Sei emozionata? no, Ah, benissimo. La mamma, mia nipote, come va? Bene, siamo venuti stasera qui per guardare nuovi capi, questo party fashion. Claudio, ti devo dire una cosa. Senti, Erika, vieni qua. Guarda chi c'è. No, vabbè. Ciao. scherzando. Ma è stupenda lei. potevo mancare. Ma di la verità che hai visto la telecamera e sei passata apposta. Hai visto, mi avete scoperto. Io l'ho scoperta perché lei è una delle donne più fashion di Cosenza. E quindi Ercole, aspetta un attimo. Prima le donne, lei è una delle donne più fashion di Cosenza, lei è una delle più belle, lei è una delle meglio vestite. Aspetta, scusa, c'è un artista, un orafo, no? Come sta? Designer, non orafo. Orafo a chi? Vabbè, sei orafo, Ercole, designer, orafo, però non vai moda. Quindi... Va bene. Come stai? Bene. Vicino a te per forza. Meno male. L'apertura? Fra 2 settimane. Bene, in bocca al lupo. Crepi? Dovevi venire con noi, Ercole, devi entrare. Un aperitivo, vieni. Ma guarda che becchia. Vai, vieni qua, dacci la foto. Ma sai. Andiamo, ciao. Stefania, mi hai tutta corretta nelle foto, mi raccomando. È bellissimo, non hai bisogno di Senti, ma sai Ginevra, con Stefania siamo a Lecce. Ah, avevo capito, a letto, stavo un attimo per... Antica lei. In bocca al lupo, perché è veramente brava. Brava, grazie Stefania. Andiamo, vieni con me, tu dove guardi? Chiamami i proprietari. Ma buonasera. Oh,
Ciao, buonasera a lei. Buonasera Ma a lei, come mister. sta? Bene, Come sta? bene. Quando c'è Claudio si sta sempre bene. Meno male, meno male. Bella serata, complimenti. Molto. Grazie a te e grazie a tutti quelli che sono venuti qua. Eccola che è arrivata lei. Grazie a te. Abbiamo Claudio, ti devo dire una cosa importantissima. Questo vestito è un vestito vintage, non dico la marca, se no Luca Chito mi taglia, però è stato comprato qui. Fai tutta una panoramica, sì, fammi un'inquadratura È impazzita, imbriaca. Dire una cosa, questo vestito ha un nome, si chiama il vestito della folgorazione, perché ogni volta che l'ho indossato uno è rimasto folgorato. Acchiappato comunque. Tu l'abbia indossato poche volte. Dai, l'ho indossato. Ma il figlio dov'è? Eccolo, Giuseppe Mazzocca. Che fantastici questi giovani. Questi giovani. Questo duo. La ventenne parla. Come va, Giuseppe? Sono super contento di questa iniziativa. Grazie. Tu sei bravissimo. Questa è un'azienda. Da quanto tempo c'è? Da quanti anni? E ci siamo da 63 anni. Signori miei. Andiamo, venite. Guardate che splendore! No, Ginevra, i giovani, bellissimi. Come stai? Tutto bene, finalmente siamo tra giovani tutti quanti, anche voi. Ma com'è carino lui. Tu sei all'università o no? No, faccio il quarto liceo. Piccolino, invece tu? Il quinto, sono d'esame. Tu sei da Sà. Vai qua, bambino, vai a studiare subito. In bocca al lupo. Grazie. Invece tu? Io devo fare il quarto. Ma sono bambini proprio, Ginevra. E lei è la più bella del reame, che ogni puntata dell'imbucato io la becco perché merita. Elvira, te la ricordi Elvira? Dov'è la tua mamma? Adesso la cerchiamo perché è una donna bellissima, fashionissima la mamma. E io avevo i negozi, quindi lei era anche mia cliente. Tua cliente, è vero. È vero. È vero. Aveva delle cose stupende, mia figlia pure. Complimenti. Andiamo. Devo beccare una bionda. Devo beccare questa bionda. Buonasera. Buonasera. C'ho la borsa. Va bene. Come va? Bene, grazie. Ha fatto acquisti? Sì. Cosa ha comprato? Una borsa. Una borsa. Di chi? Mi tagliano, no? Me lo tagliano. La baronessa Essanessa ha detto che me lo tagliano il pezzo perché ho detto. No, il pezzo nel senso. Ho detto il nome. Come va? Lei di cos'è? Sì, direi. Cosa fa nella vita? Medico. Un medico, vedi? Ginevra, va curata la testa, Ginevra. La mia testa è a postissimo. La borsa. Maria è qui dalle 7. E qui Lo so. Merito un premio. È una donna fashion, è una donna che tra l'altro è una donna indipendente, una donna che comprerà. Buona serata. Buona serata a lei. Le modelle si sono. Io la tiro, poveri. Si sono cambiate. Ma come sono fashion, ma anche cambiate. dove andate adesso? Casa. Con un giretto. Già. No, un giretto. Dove vai? A lei d'esami. Mangiare fuori a qualche parte. Non te ne frega niente degli esami. Grazie, siete state bravissime. Andiamo di là, andiamo qua, venite qua, tutte e due, venite qua. Stavano mangiando qualcosa, come va? Bene. Bellissima serata, complimenti. Loro lavorano da quanto tempo? Io faccio 30 anni quest'anno. Tu? 20. Benissimo, avevo fatto 50. Nel senso, Claudio, che hanno 30 e 20 anni, le girl, le ragazze. Comunque sono l'immagine del negozio da sempre.
studio, ma secondo te, vi devo chiedere una cosa, dopo tutto questo, stasera ho lavorato tantissimo, sono stata qua, eccetera, qualche cosa arrangio? Ma no, lei vuole arrangiare sempre dappertutto, botta de piombos. Vieni. Ma lei è stupenda. Ma quale stupendo. È magica lei. Ma veramente. Le giuro è magica. Complimenti per il. Sono tutti quanti. Io l'avevo notata dalle 17 dalle 7. Dalle 19, signora, che lei è qui e gira. Un attimo solo. E io ho pensato come chic questa signora. Di cosa si occupa? Io insegno. Insegna. Scuola primaria. Complimenti. Grazie molte. Bambini fortunati, la signora è di un livello. Tante Ma buonasera. Come va? Benissimo. Benissimo. Lei è? Sono la moglie di Filiberto. Oh, grande Filiberto! Da pochi anni l'ho acchiappato. Ma lui, eccolo qua, è andata la regina Elisabetta III, quarta, quinta e seconda. Filiberto, la colonna portante di questo negozio. Noi ci conosciamo da quando eravamo piccoli, lo so che al pubblico dell'Imbucato non interessa, ma io lo voglio dire lo stesso. Beh sì, diciamo ci siamo anche un po' picchiati quando eravamo piccoli, perché io ero un po' un maschio, Filiberto, da piccolo. Non si direbbe, però bambina. Filiberto è di Bucita, un paese meraviglioso, Bucita, frazione di San Fili. Bucita. E dove l'8 settembre si fa una festa bellissima a Bucita. Sì, tu ci vieni sempre. Sempre sul palco, io, sempre la protagonista, portano la statua della Madonna e poi portano a lei. Esatto. Ok, bene, se no l'ammazzo. Lei, se c'è il microfono alla fine, andiamo. Sto cercando la baronessa, non c'è perché sparisce sempre. Entriamo a vedere che c'è. Andiamo. Noi beccheremo qualcuno che all'apparenza non mi sembra per niente timido, questo ragazzo. In realtà sono timido. Ma non fa niente, facciamo finta che tu non lo sia. Allora, che cosa stai facendo? Stai comprando un regalo alla fidanzata? No, lo compro per lei o lo compro per me, quindi due regali personali. Carino da morire, guarda. Aspetta, come ti chiami? Angelo. Angelo, di dove sei, Angelo? Diamantero. Ma tu studi? Sì, all'Università della Calabria. Cosa? Scienze della comunicazione. E non vuoi fare moda? Non ci ho mai pensato, sinceramente. Devi fare moda. Dice Claudio Greco, ci devi pensare perché lui lo dice solo in chi crede nella Carino, davvero, quanti anni c'hai? 20. Sei con una mia conoscente, ora non è carina, ma sai che lei ha fatto Miss Italia? Veramente? 2 anni fa si è fatto Miss Italia. Sei stata a Jesolo? Sì. E come ti sei qualificata? Classifica? Tra le 20. Ma bravissima! Avrà colpito il tuo sguardo magnetico. Ma siete fidanzati? Sì. Ah, perché siete timidi e non lo dite. A Miss Italia è stata scelta per il cinema pure, no? Hai fatto Un casting per un film. L'hai fatto? Sì, l'abbiamo fatto. E che film hai fatto da allora? Un film non l'ho fatto, ho fatto solo il casting per il momento. Per te? Ma anche a me non ho la cintura, scappiamo. Ma sei stupenda, mo. Ma sei fashionissima, guarda. Facciamoci un giretto, vieni. Buonasera. Sta facendo Converse. Sì. Buonasera, salve. Come Sì. va? Bene, molto bene. Mi hanno regalato questo e cercavo la catenina, la collanina da abbinare. Ah, complimenti, una stella come Ginevra Vercì. Andiamo, venite. Ginevra saluta, venite.
Si sono dileguati tutti, io la acchiappo. Ma dove sono? Hanno visto le di tutti. Davanti alle telecamere hanno paura. Hanno paura. Sì. Comunque sei veramente un professionista. Scusatemi, è una pazza! Ma sono profumi d'ambiente o sono d'ambiente? Ah, no, Ma me l'hai spruzzata al viso! Profumo, scusami. Dov'è il buco? Il buco dov'è? Guarda al cameraman, vedi? Vedi? Pure lui si deve... Sì, improfumiamolo perché è bello. Eccola! 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 L'abbiamo beccata! Ma come sta? Sono nelle condizioni perché... Ma sei stupenda, lei ha una fisicità e una bellezza. La figlia di Sergio Mazzuca e Stefania Mazzuca. Come stai? Amore, come sei bella? Ma... È arrossita, quindi sembra truccata. No, in realtà sono stata al mare. Io vedo su Facebook delle tue foto sexissime. Sì, sexissime, le ho viste, ne ho visto una ultimamente tutta la coscia. Sergio, Sergio, sei troppo di manica larga come padre, Sergio. No, in realtà lui ancora non le ha viste. No. È bloccato, è sbannato. Sì, le ha viste e mi ha mandato un messaggio, mi ha detto non ti permettere mai più a pubblicare queste foto. Sono d'accordo, non si deve permettere mai più, anche perché la concorrenza, se no, capito? Se no. Giadì, un bacio. Ecco poi la baronessa. Oh, abbiamo il numero 1, eccolo qua. Buonasera. Ah, che simpatico Sergio sei, ma sei stupendo tu. Tu stai benissimo. Grazie Claudio, grazie, benvenuto. Stasera una bottiglia di champagne dobbiamo stappare. No, champagne è volgare. No, una bottiglia di prosecco. Una bottiglia di vino naturalmente calabrese. Sì, certo. La cantina di Bifarelli, lo gradiamo noi. Non è... L'importante è che è calabrese, poi se di là o di qua o di là non è un problema. Nei ristoranti. L'importante ormai che è calabrese, dobbiamo... Bravo Sergio. Prossimo evento ne abbiamo tanti. Ne abbiamo uno ogni settimana, Claudio. Scusa che rispondo, Vediamo chi è, ci impicciamoci. Mi aiuta. Non ci sono mai stata da questo. Solo che faccio una brutta figura. No, che più alta di me. No, ma io i tacchi e tu no, solo per sono piccolo. Adesso abbiamo dal 5 di luglio in poi avremo gli eventi nella magnifica Villa Rendano. Scusami, non mi veniva Villa Rendano, quindi con Walter faremo Walter Pellegrini, faremo questi eventi bellissimi in giardino e quindi avremo modo di mese di luglio di divertirci così. Poi il mese di agosto abbiamo altri due eventi in discoteca dove faremo un evento un po' particolare, però non voglio svelare che già questa trasmissione è molto ricca, molto bella, simpatica, quindi seguiremo più avanti per darvi naturalmente il direttore artistico è sempre Claudio Greco che purtroppo ha ingaggiato, hai visto? Conta. Quello che offre questa città. Andiamocene. So che stai facendo tu una collezione. Stiamo in Gandiere questa collezione che è un'espressione mia, ma più mia di mia moglie. Stiamo costruendo questa nuova linea che è una linea dedicata ai giovani e con il supporto e l'aiuto anche delle figlie ci stiamo divertendo. Speriamo bene, ma sarà pronta per Natale. L'esperienza c'è. Lei subito si è fregata una collana, ma tu sei... Ma ti piace col corno? Antipiccio, Claudio, che ce n'è bisogno. Saluto alla Calabria, la Calabria è tutta bella,
ma Cosenza è bella. Veniteci a trovare in città quest'estate, perché noi calabresi, noi cosentini in genere, siamo come dire, un popolo sincero e un popolo che ama il prossimo, quindi venite in Calabria, venite a Cosenza. Ma non solo a Cosenza tu sei? No, noi siamo anche a Reggio Calabria, siamo anche a San Marco Argentano, prossimamente saremo in altri posti della Calabria, quindi vogliamo bene alla Calabria. Però Grande. negli altri posti della Calabria non ci sono io, quindi. Ma figurati già fatto. Buonasera, come va? Bene, bene. Col baffo, ci piace questo baffo. Adesso si usa molto anche la barba, le devo dire, le dirò un trucchetto. Il cameraman mi guarda perplesso, come mai non gli piace come lavoro? Comunque le dirò un trucchetto, la barba ringiovanisce. Ah, veramente? Sì, toglie 10 anni. 10 anni, quindi lei dai 50 passerebbe ai 40. No, dai 40 ai 30. Addirittura, mi scusi. Ah, va bene. Ciao. Salve. Come va? Tutto bene, grazie. Sei con la ragazza? Sì. Stai facendo un regalo a lei? Ho già fatto, siamo venuti qua per completare tutto quanto riguarda Ginevra, ma vieni qua. Il dono che ti ha fatto quello? È questo. Non si vede, vediamolo. Aspetta, glielo sistemiamo. Guarda, visto che maschi che ci sono Madonna, che bravo, come una volta, perché. Ragazza, vabbè. Complimenti per la scelta. Sì. Quello che hai avuto tu e poi Io non ce l'ho perché io me lo sono tenuto. Mica le cose finiscono, gli anelli restano. Figurati lei. Diamante per sempre, ragazza. Chiudiamo con la figlia, no, la prima figlia di Sergio. Chiudiamo la trasmissione. È una domanda. Le tue labbra sono rifatte? Sono rifatte? No, assolutamente no. Oggi è la puntata così, è la puntata rifattelliana. No, nessuno di noi è contrario alla chirurgia. No, l'imbucato finisce. Ciao, ci vediamo. Au revoir dall'imbucato. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.